Salve, salve, napolisti. Ecco il rapporto Napoli con un'altra notizia caldissima direttamente dai retroscena del mercato dei trasferimenti. E preparatevi perché oggi abbiamo dichiarazioni esclusive che confermano qualcosa che ogni tifoso del Napoli stava aspettando di sentire. L'agente di uno dei principali obiettivi del nostro club ha finalmente parlato e ha rivelato dettagli sorprendenti sulla trattativa. Stiamo parlando di Moris Valincic, il giovane difensore croato che potrebbe essere la soluzione perfetta per la nostra difesa. E c'è di più. Vi rivelerò la verità sull'infortunio del giocatore, il retroscena della concorrenza con altri giganti italiani e perché il Napoli è in vantaggio in questa corsa. State con me fino alla fine perché le informazioni sono di prima mano e vi lasceranno ancora più entusiasti per gennaio. Iniziamo dall'inizio, amici miei. Chi è Moris Valincic? Questo nome circola molto nelle ultime settimane nei corridoi di Castel Volturno, e non a caso. Valincic è un difensore croato, nato nel 2002, solo 22 anni, che attualmente gioca nella Dinamo Zagabria, uno dei club più tradizionali della Croazia. E quando dico che questo ragazzo è promettente, credetemi, stiamo parlando di un difensore con caratteristiche moderne, alto, forte nel gioco aereo, ottima uscita palla e una lettura tattica che impressiona per l'età. Esattamente il profilo che ama Antonio Conte e che potrebbe formare una coppia di centrali spettacolare con Kim Min-jae o Amir Rahmani. Ma ciò che ha davvero attirato l'attenzione della dirigenza napoletana è la sua capacità di giocare anche come terzino destro. Esatto. Valincic ha la versatilità che Conte valuta tanto, potendo essere il partner perfetto per Giovanni Di Lorenzo, dando riposo al nostro capitano o giocando accanto a lui quando serve più solidità difensiva. Ora arriva la parte interessante, napolisti. Adrian Aliaj, l'agente del giocatore, ha rilasciato un'intervista bombastica al giornale croato Sportske Novosti, e sentite cosa ha rivelato. Prima di tutto, ha confermato ciò che tutti sospettavamo, l'interesse del Napoli è reale e è forte. Ma non è solo questo. Secondo Aliaj, tra tutti i club interessati, e non sono pochi, il Napoli è il più interessato. È ufficiale, gente. È uscito dalla bocca dello stesso procuratore del giocatore. Ha detto testualmente che Inter, Milan, Lazio e soprattutto Napoli hanno gli occhi su Moris Valincic. Avete notato? Soprattutto Napoli. Questo significa che stiamo guidando questa corsa, che Giovanni Manna ha già fatto i contatti necessari e che il club sta lavorando sodo nei retroscena per chiudere questo acquisto. L'Inter di Milano, i nostri eterni rivali, è anch'essa in gara. Stanno cercando un sostituto per Denzel Dumfries, ma secondo la gente la loro situazione è più complicata perché hanno bisogno di qualcuno immediatamente, e Valincic sta ancora recuperando da un infortunio. E a proposito di infortunio, chiariamo una volta per tutte questa situazione. Molti tifosi si sono preoccupati quando hanno saputo che Valincic è infortunato. Dopotutto, nessuno vuole che il club investa in un giocatore lesionato, vero? Ma tranquilli. Lo stesso agente ha spiegato tutto nei dettagli, e la notizia è molto buona. Adrian Aliaj ha rivelato che Valincic ha subito una frattura da stress in 2 o 3 punti. Ma, e questo è l'aspetto più importante, non ha bisogno di intervento chirurgico. È fondamentale, amici miei. Fratture che non richiedono chirurgia hanno una guarigione molto più serena e con meno rischi di complicazioni future. Il giocatore ha solo bisogno di tempo per recuperare completamente. Niente procedure invasive, niente lunghi periodi di fisioterapia post-operatoria. È semplicemente una questione di rispettare il processo naturale di cicatrizzazione del corpo. E sapete cosa significa? Che quando Valincic tornerà in campo, sarà al 100%, senza strascichi, senza limitazioni. Ora, riguardo a quando potrebbe avvenire questo trasferimento, l'agente è stato molto chiaro e realista. Ha affermato che al momento un trasferimento a gennaio non sembra un'opzione fattibile. E ha perfettamente senso. Il giocatore deve prima tornare agli allenamenti, recuperare il ritmo partita, dimostrare di essere completamente guarito. Non serve a niente che il Napoli investa milioni di euro ora a gennaio e il giocatore sia disponibile solo a marzo o aprile. Concordate? Sarebbe un investimento affrettato.
Per questo, secondo Aliage, lo scenario più corretto e obiettivo sarebbe un trasferimento in estate. E sentite quanto è interessante la sua posizione. Valincic è disposto a giocare per la Dinamo Zagabria fino alla fine della stagione e poi trasferirsi in Italia. Questo dimostra maturità del giocatore, che non vuole forzare un addio a metà stagione e danneggiare il club che lo ha formato. Ma mostra anche qualcosa di molto importante: lui vuole venire in Italia. Il suo sogno è difendere un grande club italiano, e il Napoli è in pole position per realizzare questo sogno. Ma prima di continuare con i dettagli finali di questa trattativa, se vi stanno piacendo queste informazioni esclusive del rapporto Napoli, non dimenticate di lasciare un like a questo video. È veloce, è gratis e aiuta tantissimo il canale a crescere e a portare sempre più contenuti di qualità per voi. E se ancora non siete iscritti, cosa aspettate? Cliccate ora sul pulsante iscriviti e attivate la campanella delle notifiche. Così sarete sempre aggiornati su tutte le novità del mercato dei trasferimenti, non perderete nessuna notizia sul Napoli e seguirete analisi tattiche, retroscena e molto altro. Ogni giorno contenuti nuovi qui sul rapporto Napoli. Non restate fuori. Ora torniamo alla nostra notizia perché ci sono ancora tante informazioni importanti. Come stavo dicendo, il trasferimento più probabile è per l'estate, ma la gente ha lasciato una porta aperta per gennaio. Ha detto che se qualche club, e questo include il Napoli, volesse davvero Valincic già a gennaio, accettando che gli servano ancora qualche settimana per essere al 100%, il trasferimento potrebbe accadere. Ma attenzione, costerà caro. Ed è del tutto comprensibile. La Dinamo Zagabria non vuole perdere il suo miglior difensore a metà stagione senza un compenso finanziario significativo. Stanno lottando per il campionato croato e per le competizioni europee. Non faciliteranno l'addio del giocatore per qualsiasi cifra. Quindi, se il Napoli vorrà davvero anticipare questo acquisto a gennaio, dovrà mettere mano al portafoglio e fare un'offerta irresistibile per il club croato. La domanda è: ne vale la pena? Antonio Conte pensa di sì. L'allenatore ha già fatto capire che vuole rinforzi per la seconda parte della stagione. E un difensore giovane, talentuoso e versatile come Valincic sarebbe un'aggiunta perfetta alla rosa. Ora analizziamo la concorrenza, perché non siamo soli in questa disputa. Come ha menzionato la gente, anche Inter, Milan e Lazio sono interessate. L'Inter è in gara perché ha bisogno di un terzino destro per sostituire o fare concorrenza ad Dumfries. Il Milan è sempre attento ai giovani talenti per rinnovare la rosa. E la Lazio cerca di rinforzare la difesa. Ma ecco la grande differenza: il Napoli è il più interessato. Questo significa che siamo più avanti nei colloqui, che esiste già un dialogo consolidato tra le parti e che il giocatore e il suo procuratore lo riconoscono pubblicamente. È un vantaggio enorme. Nel mercato dei trasferimenti, chi parte in vantaggio spesso vince. E il Napoli, con la gestione di Giovanni Manna, si è dimostrato estremamente competente in questo. Guardate gli acquisti recenti, tutti azzeccati, tutti pensati, tutti che si incastrano perfettamente nel progetto di Conte. E c'è un altro fattore importante qui, amici miei: il progetto. Cosa può offrire il Napoli a Valincic che gli altri club non possono? Protagonismo. Qui a Napoli avrebbe la chance di essere titolare, di lavorare con Antonio Conte, uno dei più grandi specialisti di sistemi difensivi al mondo, e di disputare il campionato italiano e le competizioni europee. All'Inter o al Milan sarebbe una pedina in più nella rosa, con più concorrenza per il posto. Al Napoli sarebbe importante fin dall'inizio. Questo conta molto nella decisione di un giocatore giovane che vuole crescere nella carriera. E la gente del giocatore lo sa. Per questo ha evidenziato il Napoli come il club più interessato. Perché c'è non solo l'interesse economico, ma anche l'interesse sportivo genuino a sviluppare il giocatore e a dargli spazio per brillare. Parliamo anche del timing di questa operazione. Anche se il trasferimento si concretizzasse solo in estate, il fatto che il Napoli stia negoziando ora è strategico. Garantisce che quando aprirà la finestra di luglio avremo già tutto accordato, senza fretta, senza sorprese dell'ultimo minuto, senza dover entrare in un'asta con altri club. È il famoso chiudere prima che scaldi.
E questo è il marchio di Giovanni Manna. Non aspetta che il mercato bollisca per muoversi. Si anticipa, negozia con calma, garantisce le migliori condizioni possibili per il club. È stato così con diversi acquisti recenti, e tutto indica che sarà così anche con Balincic. Fino ad allora, il Napoli seguirà da vicino il recupero del giocatore, monitorerà il suo ritorno in campo e sistemerà i dettagli finali del contratto. Una cosa che la gente ha chiarito, e questo è importante sottolinearlo, ancora non c'è stata proposta ufficiale da nessun club. Questo significa che siamo nella fase di sondaggio, di colloqui preliminari, di comprensione delle condizioni della negoziazione. Ma l'interesse del Napoli confermato pubblicamente dal procuratore del giocatore è un segnale molto positivo che le cose stanno procedendo bene. Quando arriverà il momento giusto, probabilmente tra gennaio e febbraio se l'idea è anticipare il trasferimento, o poi a maggio-giugno se per l'estate, allora vedremo arrivare le proposte ufficiali sul tavolo della Dinamo Zagabria. E tutto indica che la proposta del Napoli sarà la più allettante, sia per il club croato che per il giocatore. E voi, napolisti? Cosa ne pensate di questa notizia? Balincic sarebbe un buon acquisto per il nostro Napoli. Preferite che arrivi già a gennaio o è meglio aspettare l'estate quando sarà al 100% recuperato? Lasciate la vostra opinione qui nei commenti. Voglio sapere cosa ne pensate. E non dimenticate di condividere questo video con quell'amico tifoso del Napoli che deve sapere queste informazioni in prima mano. Restate sintonizzati sul rapporto Napoli perché appena ci sarà qualsiasi aggiornamento su questa negoziazione, su Balincic, su altri obiettivi del mercato, sarete i primi a saperlo. Alla prossima puntata del rapporto. Forza Napoli sempre!